Bene, buongiorno a tutti, siamo in grande ritardo ragazzi e quindi abbiamo assolutamente bisogno di iniziare. Avremo dei tempi molto stretti perché dobbiamo essere fuori alle 10:50, quindi ci hanno già regalato 20 minuti e quindi tempo prezioso che vogliamo lasciare ai nostri studenti che sono qui oggi per noi e per loro. Per trovare il vincitore. Allora qui con me velocemente c'è la giuria, ve la presento, che analizzerà e valuterà i vostri progetti. Allora cominciamo da Manuel Boarotto, che è il consigliere del Collegio dei Geometri di Verona. Federica Brunello, geometra, ma ex studente di ITS Red del corso Building Manager. Quindi il corso che avete... Cristiano Perale, che è il nostro presidente di ITS Red Academy. E chiudo con la presentazione di Romano Turri, che è il presidente della Consulta dei Geometri del Veneto, al quale lascio il microfono per un brevissimo saluto. Bene, ciao ragazzi, un breve saluto perché i tempi appunto sono stretti. Ringrazio tutti voi della partecipazione. Questa è la fase conclusiva del challenge partito a settembre a Cavallino Treporti. Siamo curiosi di vedere i vostri lavori e saremo severissimi a giudicare il vostro lavoro, ma mi hanno anticipato che avete fatto dei bei progetti. Bene, grazie a tutti, vi invito, una volta che è finito questo evento, che girate per i padiglioni, di venire a trovarci al padiglione 11, noi siamo lì con uno stand dello spazio geometri, così potremo fare anche un incontro un po' più approfondito su altre tematiche che riguardano la nostra e la vostra magari futura professione. Grazie ancora. Grazie al Presidente. La parola velocissima al nostro Presidente della Fondazione. Ci siamo già visti, ci siamo già conosciuti a Cavallino, quindi benvenuti per il rush finale, ok? Quindi oggi tra i 6 istituti che hanno partecipato al Cavallino decreteremo quello vincitore. Il premio che vi verrà riconosciuto sono 12 ore di formazione in presenza con un software che poi sceglierà il gruppo vincitore, quindi sulla grafica, sul design secondo le preferenze della classe venditrice. Quindi di più non devo dirvi, vi ho già detto tanto al Cavallino, quindi in bocca al lupo a chi dovrà presentare i progetti, ci rivediamo più tardi. Bene ragazzi, buon lavoro. Benissimo, grazie alla giuria, prego accomodatevi. Allora, per la scuola Marchesini e Girardi, se sono arrivati, gli chiedo per favore i ragazzi vincitori della scuola di trovare posto qui nelle prime file. Partiamo in ordine alfabetico e chiamo quindi sul palco l'ITT Belzoni di Padova. Prego ragazzi, facciamo. Allora... Ragazzi, allora qui c'è il cursore, prego, chi è che parla? Ecco, il tema naturalmente lo sappiamo tutti, lo sapete meglio di me, la progettazione di 7 moduli abitativi con piscina, giusto all'interno di un villaggio turistico. Dopo di loro c'è il Can Grande della Scala, quindi mi raccomando poi pronti a scattare per salire sul palco. Magari voi uscite di qua e il Can Grande sale di là, così non ci incrociamo. Anche meno di 5 minuti, saremo sui 3 minuti, 4 al massimo, se no non ce la facciamo a fare tutto, va bene? Un'altra challenge. Un'altra challenge, esatto. Bene, un'altra challenge, bellissima la battuta. Partiamo con la challenge della giornata. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti, noi siamo un gruppo di 8 ragazzi provenienti da varie quinte dell'Istituto Belzoni di Padova e oggi vi illustreremo il nostro progetto intitolato Diamond Village. Il progetto consisteva nella ideazione di 7 case modulari da adibire nel villaggio San Paolo di Cavallino Treporti. Le nostre idee di concept iniziale era di avere 4 moduli completamente trasportabili disposti attorno a una piscina disposta centralmente nell'area di intervento. Come si può vedere dalla planimetria di progetto, la piscina è stata disposta centralmente con le case a semicerchio su di essa. A video ora abbiamo un'immagine fotorealistica della nostra planimetria di progetto.
Muoviamoci ora sulla parte strutturale. La nostra proposta per il basamento sono di 9 blocchi di cemento, sul quale verranno disposte 3 travi a doppia campata di luce variabile. Per le stratigrafie e parte strutturale verticale e orizzontale abbiamo optato per dei materiali leggeri e resistenti in legno, sia per la parte strutturale che per i tamponamenti. A video ora abbiamo un'animazione che ci illustra la disposizione dei vari moduli della nostra casa modulare. Per quanto riguarda gli interni andiamo a definire palette, finiture ed elementi d'arredo. Come si può vedere già dando una prima occhiata all'animazione, abbiamo scelto arredi moderni e semplici per garantire soprattutto ampi spazi e mobilità. Per quanto riguarda il colore e la finitura dei vari moduli, abbiamo deciso di optare per gamme di colori ampie per andare a personalizzare ogni unità. Per quanto riguarda il modulo centrale, abbiamo scelto di creare un arredo semplice e moderno per quanto riguarda il living e fare una cucina su misura compatta e funzionale per quanto riguarda l'angolo cottura. Quanto riguarda invece il modulo laterale destro, che comprende camera da letto matrimoniale e servizi, abbiamo scelto arredi molto compatti per avere un'accessibilità e una mobilità interna per tutti. Come vediamo di seguito, abbiamo pochi secondi. Lì c'è il countdown. Okay. I servizi igienici, la camera da letto doppia, abbiamo costruito noi il modulo per garantire al centro lo spazio di rotazione utile per le carrozzine, quindi rendendolo accessibile per tutti. Le finiture scelte comunque sono principalmente linee per essere coerenti con il contesto in cui siamo inseriti. Per quanto riguarda la parte di impiantistica abbiamo una parte di impianto idraulico, abbiamo una produzione di acqua calda tramite uno scaldacqua elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici. Abbiamo 10 pannelli da 450 watt l'uno. La nostra è una soluzione sostenibile in quanto non abbiamo emissioni di CO2 e abbiamo utilizzato materiali ecosostenibili e riciclabili. Questo è il nostro Diamond Village, grazie per l'attenzione. Bravissimi, veramente. Devo dire che la sfida del tempo l'avete superata benissimo. Complimenti, grazie ragazzi del Belzoni, andate di qua. Can Grande, prego, salite. Allora adesso l'ITS Can Grande di Verona, ragazzi, veloci. Bene ragazzi, avete 3 minuti, poco più. Cerchiamo di starci dentro. Lì parte poi il countdown, però qualcosa ve lo lascio lo stesso. Questo è il cursore per mandare avanti le slide. Microfono, volete o parli da lì? Lo tengo io, qualcuno lo vuole tenere? Dai, così se vuoi ti puoi muovere. Okay. Prego, partiamo con la presentazione. Buongiorno a tutti, sono Alice e sono il capogruppo del team Can Grande. Abbiamo partecipato a questa challenge in cui appunto dovevamo riqualificare una zona all'interno del villaggio San Paolo a Cavallino Treporti. La nostra idea è partita proprio dal contesto, perché appunto ci troviamo sul mare Adriatico, quindi la nostra idea era quella di garantire a tutti i bungalow una vista sul mare e soprattutto di garantire per ogni bungalow anche un'area riservata e privata. Proprio così abbiamo deciso di suddividere l'area residenziale da invece quella comune in cui troviamo la piscina e l'area che invece utilizzeranno tutti all'interno del villaggio. Per quanto riguarda invece tutte le piante, abbiamo diviso sia la parte 2D che quella 3D, che abbiamo sviluppato invece su programmi come ArchiCAD o Twinmotion. E la nostra idea era appunto quella di suddividere la zona giorno dalla zona notte e garantire anche una zona di comfort privata, sia che dia sull'esterno e sia che rimanga più all'interno del bungalow. Infatti c'è proprio uno spazio all'interno. Questi sono tutti i nostri prospetti, le nostre sezioni. E adesso passo la parola.
Dal punto di vista impiantistico abbiamo optato per un impianto di acqua calda sanitaria tramite boiler collegato a una pompa di calore che sfrutta una tecnologia di recupero energetico in modo tale da abbattere ancora di più i consumi. Boiler da 200 litri situato dentro l'abitazione in modo tale da evitare eventuali dispendi energetici. Dal punto di vista di ventilazione invece abbiamo optato per un sistema a bocchette completamente autonomo e che offre la possibilità di decidere e determinare la temperatura in ogni singolo ambiente in modo tale da aumentare ulteriormente il comfort all'interno dell'abitazione. E ovviamente ad alimentare tutto ciò c'è un impianto fotovoltaico da circa 460 watt con sistema d'accumulo presente sulla copertura da circa 10 kW, pannelli che sono disposti da est a ovest in modo tale da non perdere ore di luce durante la giornata. Per le pareti perimetrali invece abbiamo optato in delle opzioni in legno con isolante e in pannelli di sughero esposti in modo tale da garantire un look accattivante e garantire resistenza anche alla salsedine data la zona e la vicinanza al mare. Per gli infissi invece abbiamo optato per degli infissi a triplo strato in modo tale da minimizzare i dispendi energetici e anche con dei sistemi di apertura automatici per evitare problemi ad eventuali persone con disabilità. Inoltre sono infissi dotati di impianti automatizzati di oscuramento sia dal punto di vista energetico, visto che sono completamente autonomi e alimentati da un piccolo pannello fotovoltaico presente nella parte superiore dell'infisso, dotato anche di un piccolo pacco batteria in modo tale da garantire l'autonomia completa. Benissimo, ma super, ma veramente bravissimi. Quasi che lo sapeste che era così, che dovevamo andare di corsa. Bene, allora prego. Il Can Grande di là, allora adesso chiamo sul palco l'ITET di Varese e il Daverio Casula Nervi. Prego ragazzi. Bene, bene, venite. Chi parla di voi? Chi presenta? Voi due. Allora c'è il cursore per andare avanti e a te do il microfono. Prego. Lì c'è il countdown. Anche buongiorno a tutti. Qualche secondo in più va bene, prego. Siamo del Casulla di Varese. Non vale. Alla regia non vediamo l'immagine del lavoro del... Eccolo, grazie, grazie. Non è questo il nostro lavoro. Non è questo? Beh, allora... No, non è questo. Per caso c'è il Bernini? Ci sono, allora facciamo, visto che abbiamo la slide pronta, scusate, posso avere il gelato? Grazie. Prego, prego, allora bene, ben arrivati, perché non vi avevo visto prima. Dai, sono cose che fanno parte della diretta queste, no? Cambi. Benissimo, ben arrivati, so che siete in ritardo di corsa, allora il cursore, un microfono, l'altro a chi lo do? Parli solo tu? Bene, prego, allora ti devi allontanare da questo. Scegli tu, se no me lo tengo io questo. Come volete. Prego. Buongiorno a tutti, questo è il nostro progetto, il progetto intitolato Paradise Lost. Il nostro progetto ruota attorno a 4 cardini principali che sono l'inclusività e l'accessibilità per le persone con difficoltà motorie, la privacy utilizzando con l'inserimento di piante schermanti, e la sostenibilità ambientale con l'utilizzo di materiali ecologici e l'innovazione della qualità con l'utilizzo delle tecnologie nel rispetto della natura. Ognuna delle nostre 7 abitazioni è caratterizzata da un tema diverso, attribuito attraverso dei colori che vengono riportati con finiture e tinte all'interno di ogni abitazione. Vai pure avanti. Questa è una nostra unità abitativa nel prospetto principale. Vai avanti. Ognuna delle nostre abitazioni sono 3 progetti principali, una progettata per 2 persone, una per le persone con difficoltà motorie e l'altra tipologia è una tipologia che può
ricevere fino a 5 persone. Ogni abitazione è caratterizzata da 2 portici esterni che come elemento principale hanno delle assi oscuranti in legno che vengono riportate anche all'interno dell'abitazione per dividere la zona giorno dalla zona notte senza occludere ulteriormente uno spazio già piccolo. Vai pure avanti. Questa è la nostra zona living, dove appunto si possono notare i colori che abbiamo deciso di riportare in questa abitazione. Vai pure avanti. In questa slide invece possiamo vedere il tipo di fondazioni che abbiamo scelto, che sono delle fondazioni tipo palo o vite, in modo da garantire la trasportabilità e l'estraibilità di ogni abitazione senza lasciare un impatto nell'ambiente. E per quanto riguarda il solaio, abbiamo deciso di progettare un solaio piano in modo da poterci installare dei pannelli fotovoltaici. Per la struttura portante abbiamo deciso invece di optare per una struttura in legno e paglia con pilastri in paglia e tamponatura in balle di... in pilastri in legno e tamponatura in balle di paglia. Questi invece sono i bagni che abbiamo progettato a servizio della piscina, sono dei bagni pubblici dove abbiamo appunto deciso di riprendere il particolare delle assi in legno. Vai pure avanti. Questa invece è la zona che abbiamo progettato come zona bar, zona ristorazione, sempre a servizio della piscina e del lotto dove abbiamo progettato le nostre 7 unità abitative. Questa è una vista d'insieme dove si può vedere una delle nostre piazze con la propria fontana, dove c'è il passaggio per l'accesso ad ogni unità abitativa. E grazie a tutti per l'attenzione. Ma bravissimi! Hai veramente corso, grazie. Grazie, allora vi faccio scendere di là, da quella parte. Daverio Casula adesso? Vediamo a questo punto. Sì, eccoli, bene. Tocca a voi ragazzi. ITET di Varese, Daverio Casula Nervi. Prego ragazzi, salite. Mentre i ragazzi presentano, vi chiedo la cortesia di fare silenzio e di seguire. Sono veramente 3 minuti a presentazione. Prima c'era tanto brusio. Ascoltiamoci, diamo voce a chi deve presentare. Grazie, non vicino a questo, quindi scegli. E quello il cursore. Vai. Allora, come già sapete siamo il Casula di Varese, iniziamo subito. Questi sono gli argomenti che abbiamo trattato. Iniziamo dalla posizione, quindi il villaggio San Paolo, che come sappiamo è una zona balneare vicino a Venezia, quindi possiamo chiamarla un punto strategico per il turismo. Abbiamo pensato di organizzare così la nostra planimetria generale, inserendo la piscina divisa in 2 zone, una per adulti e una per bambini, e le case. Abbiamo puntato su 2 tipi diversi di tipologie e sono tutte ideate per dare una privacy rispetto sia alle altre case e agli edifici già esistenti. La viabilità è stata pensata per persone con disabilità e quindi ovviamente rampe e sicurezza sono elevate al massimo. La nostra prima tipologia di casa, chiamata casa larice appunto per l'utilizzo di perline in legno di larice, è pensata per dare un ambiente confortevole a chi ci viene ad abitare. Le stanze sono pensate appunto per essere ergonomiche e abbiamo pensato a dei pannelli solari, dei pannelli fotovoltaici sul tetto, collegati a una batteria centrale appunto di accumulo, quindi anche in caso di eccesso di batteria l'energia verrà riutilizzata. Queste sono un po' di foto dell'ambiente interno, quindi abbiamo pensato a design minimale ma estetico. Questa è la seconda tipologia progettuale, casa abete, in quanto abbiamo scelto delle perline in abete. Presenta un tetto a falde che è studiato apposta per far entrare la luce del sole verso sera, per avere degli ambienti più vivibili la sera. Anche questa tipologia presenta dei pannelli fotovoltaici sia sul tetto che sulla pergola esterna. L'arredamento è studiato per poter accogliere
da 6 a 8 persone e i bagni sono pensati per le persone disabili. La piscina è composta da 2 parti. La parte principale, pensata per persone con disabilità, infatti presenta strutture come montacarichi per i disabili e anche la piscina più piccola per i bambini. E al centro c'è questo ponte pedonale che collega meglio le 2 zone del villaggio. Gli impianti sono all'avanguardia, infatti abbiamo studiato un impianto biticino domotico per controllare ogni aspetto della casa comodamente. E, tutte le case sono collegate con una batteria di accumulo esterna e è presente una microturbina in ogni casa che produce energia elettrica nelle acque di scarico. Grazie per l'attenzione. Scendete pure di là. Grazie. Grazie ragazzi, di qua, andate. Allora, adesso vediamo se tocca a il Girardi o al Palladio. Il Girardi, bene, c'è? Sono arrivati? Non ancora? Non c'è il Girardi e allora dobbiamo scorrere e passare all'IS di Treviso, il Palladio. Voi siete pronti? Volete salire? Prego. Venite pure di qua. Allora ragazzi, dove vi mettete? Di là, bene. Loro invece di una presentazione in cui parlano hanno preparato un video già registrato in cui loro descrivono il progetto, giusto ragazzi? Prego, ti do il microfono se vuoi dire 2 parole, il countdown è sempre quello. Noi siamo all'Istituto Palladio di Treviso e a parlare per noi sarà appunto una presentazione video che abbiamo fatto apposta per l'occasione. Il nostro progetto si è ispirato al logo del villaggio. Le sue forme, il cuore, l'acqua, la foglia e il sole, sono state tradotte in spazi reali, area giochi, piscina e insediamenti abitativi. Zona rossa rappresenta l'accoglienza ed è destinata all'area giochi dove i visitatori possono rilassarsi e socializzare insieme. Zona blu simboleggia l'acqua e ospita una piscina progettata per essere accessibile da tutti. Mira a garantire un ambiente di svago inclusivo per tutti. Zona verde rappresenta la natura e l'armonia con l'ambiente. Questa zona ospita 3 unità abitative con tetto verde, pannelli solari e pergole bioclimatiche, progettate per garantire efficienza energetica e per integrarsi al meglio con l'ambiente circostante. Zona gialla accoglie le altre 4 unità modulari, anch'esse realizzate con materiali sostenibili. L'area giochi mantiene la forma a cuore come elemento identitario del villaggio. È spaziosa e dotata di pavimentazione antitrauma, percorsi perimetrali senza dislivelli e spazi accessibili pensati per tutte le fasce d'età. Un luogo pensato per favorire la partecipazione di tutti senza distinzioni. Inoltre, al di fuori del cuore, sono stati ricollocati i piccoli fabbricati per la ristorazione già esistenti. La piscina riprende la geometria del logo originale ed è stata divisa in 2 zone. La prima è adatta ai bambini con una pendenza del 4% verso il centro per arrivare a un massimo di 52 cm di profondità. La seconda è più profonda ed è stata resa completamente accessibile tramite bordo a sfioro e 2 rampe di accesso, poste su entrambi i lati della vasca lungo un muretto separatore, con una pendenza del 4%, che si uniscono in un tratto pianeggiante, consentendo l'accesso alla piscina con una pendenza costante sempre del 4%.
Inoltre l'impianto, situato nei magazzini posti nell'area verde, utilizza l'acqua del mare tramite un sistema di trattamento dell'acqua salata. All'ingresso è stata posizionata una vasca lavapiedi e un cancelletto per rendere accessibile l'ingresso alla zona piscina anche da persone in sedia a rotelle. Le unità abitative sono composte da moduli prefabbricati trasportabili. Ogni alloggio è completamente accessibile, con ingressi privi di barriere, raggi di circolazione conformi alla legge e rampe di accesso per garantire l'inclusività per tutti gli utenti. Ogni dettaglio, dal posizionamento dei corrimani ad altezze dei tavoli, è stato studiato per creare un ambiente realmente inclusivo, dove l'incontro e la condivisione siano spontanei. Gli arredi sono disposti in modo da garantire spazi di manovra ampi e percorsi fluidi, con sedute accessibili anche a chi utilizza la sedia a rotelle. I bagni sono completamente attrezzati, con maniglioni, docce a filo pavimento e spazi di rotazione conformi alle norme sull'accessibilità. Le camere e le zone giorno offrono superfici generose, percorsi lineari e arredi che possono essere facilmente adattati alle diverse esigenze. Il progetto adotta diverse soluzioni tecnologiche integrate per migliorare la sostenibilità energetica e ambientale del complesso. Prima di tutto si è scelto di orientare gli edifici con le camere rivolte verso nord, mentre la zona giorno è orientata a sud per beneficiare della luce solare durante le ore diurne. Inoltre si sono posizionati sui tetti dei pannelli solari orientati a sud per consentire di massimizzare la captazione di energia solare e per favorire l'autosufficienza energetica delle abitazioni. Nelle 3 unità abitative posizionate nell'area verde sono stati previsti 6 tetti verdi per ridurre l'effetto delle isole di calore e per migliorare l'inserimento delle case nell'area, 6 portici bioclimatici. Quest'ultimi sono degli elementi schermanti e ombreggianti che in estate proteggono dall'irraggiamento diretto e in inverno permettono il passaggio controllato della luce del sole. Il nostro intervento rilegge il logo del villaggio, trasformandolo in uno spazio architettonico, reale, accessibile e sostenibile. Un progetto pensato per tutti. Bene, grazie ragazzi. Avevano già fatto il video, quindi è durato un po' di più, però l'abbiamo apprezzato il lavoro, grazie. Allora, il Girardi di Cittadella? Ci siamo? Ce l'ha fatta? No. Sono fuori? Chiusi fuori? Ok, stanno arrivando. Bene. Allora, non voglio influenzare la giuria, però insomma, intanto per il momento abbiamo visto bellissimi progetti, tutti bellissimi e validissimi. E attendiamo l'ultimo. Avevano già annunciato un ritardo con il treno, a cui sommiamo la coda che avete fatto anche voi, per cui... Ok, allora nell'attesa la regia mi dice che facciamo vedere invece il video che abbiamo realizzato noi, come facciamo ogni anno, sul challenge, quindi come noi e i nostri ragazzi hanno vissuto questa settimana assieme, e spero che anche voi vi ritroviate all'interno delle emozioni che ci trasmette il video. Eccoci. Spero l'abbiate apprezzata e vi siete riconosciuti anche voi in questa settimana passata assieme. Vedo che sono arrivati i ragazzi del Girardi di Cittadella, prego, vi faccio salire sul palco. Allora, Littet di Cittadella, Giacinto Girardi, prego ragazzi, col fiatone, poveri, è stata una corsa contro il tempo, ma ce l'abbiamo fatta.
Bene, chi di voi parla? Presenta il progetto? Voi due, allora uno può stare lì, quello è il cursore per mandare avanti le slide, a te do questo, e lì c'è il countdown e avete 3 minuti. Va bene. Va bene? Bene. Buongiorno a tutti, scusate per il ritardo. Come già detto, noi siamo il Girardi Cittadella e oggi vi rappresenteremo il nostro progetto per l'ITS Red Academy sulla Sustainable Challenge. L'obiettivo era per l'appunto creare 7 strutture ricettive all'interno del villaggio che sostenessero le idee di accoglienza, sostenibilità, efficienza energetica, privacy e ovviamente il design. Questo è il nostro logo e riporta la forma dell'edificio, infatti è ottenuta dalla sezione obliqua di un parallelepipedo e i due solidi restanti sono stati adagiati al terreno, uno affiancato all'altro. E le piante architettoniche raffigurano l'edificio nella sua interezza. E è presente un grande ingresso, una cucina a doppia fila, una zona soggiorno con un mobile TV e con una vetrata ampia a fianco. È presente anche un bagno accessibile ai disabili con una camera da letto al primo piano. E la scala porta su al secondo piano, al primo piano, dove sono presenti 2 ampi balconi e una camera da letto aggiuntiva, oltre a un ripostiglio e un'altra zona living. Questa è la pianta della copertura. Per quanto riguarda le sezioni architettoniche, sono state redatte un totale di 3 sezioni, facciamo vedere, dalle quali abbiamo trovato un'altezza dal valore totale di 6,4 metri. Ecco la prima, sezione A, sezione B e la C. E ora possiamo vedere i prospetti e la sonometria per comprendere al meglio la forma dell'edificio e il design che abbiamo seguito. Questi sono i prospetti e questa è la sonometria. Passando alla planimetria generale possiamo vedere come le 7 strutture ricettive siano disposte in linea e a C lungo il sentiero di siepi che fa da spazio alla piscina con due ampie vasche e 2 colonne per gli ombrelloni. È presente anche un gazebo pubblico già presente, affiancato da una nuova area barbecue e inoltre possiamo vedere anche come la viabilità sia stata affiancata a quella già esistente Abbiamo finito il tempo, farei una carrellata veloce giusto per vedere il resto del progetto. Struttura. Magari dai un nome a ogni immagine che vediamo, quindi questo cos'era? Un pacchetto di soluzioni? Questa è la divisione dei moduli. Questi sono i diversi particolari costruttivi. Questa era l'abito finestre. Prego. Ah, bene, Grazie dell'attenzione, scusate per il ritardo benissimo, ancora. grazie, un applauso, sono stati veramente bravissimi. Doppia challenge per voi, anche contro il tempo. Prego, allora accomodatevi. Allora, farei salire sul palco 2 nostre studentesse, Asia e Anna. Eccole che arrivano. Tra l'altro, oltre a essere nostre studentesse, fanno parte anche del nostro gruppo di ambassador, cioè quelli che portano la voce dell'ITS. Allora lei è Anna. Ciao. E Asia. Ciao a tutti. Questo è il premio, sì, ecco, la targa. Mentre la giuria adesso decide quale decreterà il vincitore. Allora nel frattempo, Anna, dove ti possiamo trovare oggi? Perché sei qui? Sì. Allora, ci trovate allo stand del Ministero dell'Istruzione al padiglione numero 9 e siamo allo stand del Ministero perché siamo i primi in Italia nell'ambito aria e energia. Dell'energia, esatto. E invece Asia dove la troviamo? Mi trovate allo stand ITS Academy Veneto numero 12.
e lì ci sono tutti gli ITS E ci sono tutti gli ITS del Veneto. Quindi abbiamo 2 postazioni, poi insomma godetevi la mattinata con calma, girate, orientatevi all'interno di questa grande fiera che dà tante opportunità per il vostro futuro. Volevamo fare una foto con i docenti, sì. Quindi prego i docenti, mentre la giuria vota, se vogliono salire sul palco, che facciamo una foto, ma soprattutto un applauso per ringraziarli del supporto che vi danno ogni giorno che voi entrate a scuola, perché è grazie a loro. Ci sono anche i prof timidi che non vogliono andare? Abbiamo 6 scuole, abbiamo solo 2 docenti. Dai, non c'è tempo, abbiamo tagliato i ragazzi e adesso fanno stare i docenti. No, sì, un pochino. State qui, ma state. Ragazzi, come faremmo senza i docenti? Non saremmo qui, non si può crescere senza il supporto dei nostri meravigliosi docenti. Ecco, bravissimi, che vi hanno accompagnato e che vi sono al fianco tutti i giorni, incluso il cavallino, molti di loro, quindi a full time. Ma magari se facciamo 2 file più bello davanti, tutti dentro al ITS Red, quindi venite davanti. Venite davanti, dai, non rubiamo. Esatto, tu sei rosso, Maurizio. Prego, davanti. Qua, così. Dai, una bella foto. Volete stare anche voi lì? Vai, perché no? Io metto... Vai. Vado di là io. Tu vai di là? Io mi tolgo. Siete pronti? Non è che ci buttate lì. Siete pronti? Sali tu allora. Siete pronti? Sale lei? No, basta, dai. No, vieni tu, ok. Guarda che mi hanno dato fino alle 45. Mi hanno dato 40-45. Bene. Intrattenimento. Grazie docenti. Si prepari la giuria o sali solo tu? Allora, per la giuria, dimmi. Mettetevi al centro, grazie, qui. Passiamo il microfono al nostro presidente. Qui così. Prego, stai al centro. Ragazzi, qui veniamo più avanti. Il microfono al presidente e adesso ci dovrebbe essere un bel rullo di tamburi o una ola o qualcosa, perché chi sarà il vincitore? Facciamo tutta la classifica, abbiamo un minuto. Giusto? C'è la classifica. Sì. Allora dai, velocissimi. Allora, 6° classificato, siete in 6, quindi 6º. Il DITET di Cittadella, Giacinto Girardi, non perché siete arrivati per ultimi, Anzi, un premio per loro che ce l'hanno fatta. Comunque bravissimi, ce l'avete fatta in grazie. tempi perfetti, quindi Grazie. bravissimi. 5° classificato, l'ITT di Padova, Belzoni. Bravissimi. Quarto classificato, il Daverio Casula Nervi, ITT di Varese. Terzo classificato, entriamo nella top. Siamo in casa Can Grande della Scala di Verona. E adesso Cristiano, diciamo il primo, per forza. Il secondo lo saprai in automatico, quindi Per adesso forza. è tra Viola Marchesini e Andrea Palladio. Ditele Chi Vito. sarà dei due? Il vincitore è il Viola Marchesini di Rovigo. Bravissimi. Bravissimi.
Proprio bravi. Dai ragazzi, su, Dai ragazzi, veloci. non abbiamo tempo, venite su. Bravissimi ragazzi, venite al centro. Un commento. Ragazzi, venite qui al centro, questo è il centro del palco, voi state qui. C'è anche l'emozione, che gioia vedere anche questi ragazzi che si emozionano per questo premio. Prego ragazzi, qui. Cosa devo dire? Gli facciamo gli diamo la targa. Chi la prende? Tu che sei al centro? Ecco. Eccola lì. Anche voi state lì ragazze, i nostri ambassador. Cosa devo dire? Vabbè. Bravissimi. Volete dire qualcosa? No? C'è tempo? Qualcuno che vuole parlare? Lei che è emozionata. Lei, come ti chiami? Mi chiamo Anna. Anna. Anna, pensavate di vincere? Sì, lei! Più o meno. Per tutto il tempo ha detto sì, vinciamo. Come Abbiamo ti chiami? messo tanto impegno, quindi c'è proprio una soddisfazione, quello sì. Bello, sono contenta. Penso che tutti abbiano lavorato tanto, però vabbè, ci sono delle cose che siete riusciti a far a elaborare forse più degli altri. Bravissimi, grazie. Bene. Grazie, bravi ancora. Grazie a tutti. Facciamo salire la giuria per i saluti finali. La giuria, prego, che è quella che ha decretato il vincitore. Bene ragazzi, spero vi siate divertiti nei 5 giorni che abbiamo passato assieme al Cavallino e che siate soddisfatti anche di quest'ora che vi abbiamo dedicato per gratificarvi nell'impegno che avete svolto nel seguire i progetti. Vi assicuro che da tecnico, da costruttore, sono estremamente soddisfatto di tutto quello che avete fatto. Vedere ragazzi che stanno facendo il 5º anno di scuola superiore, quindi ne avete ancora tantissimo da studiare prima di poter entrare appieno nel mondo del lavoro, ma questa è la prova che il percorso di studi che state sviluppando lo state facendo con impegno e con l'aiuto e la collaborazione di docenti validi. Questa è la prova provata. E quindi buona fortuna, in bocca al lupo, visitate la fiera, visitate quello che poteste fare da grandi, a partire ovviamente dallo stand del Collegio dei Geometri e poi, se proprio volete, quello di ITS Academy Veneto. Anzi, poi a quello di ITS Academy Veneto abbiamo pure il gioco con i premi, i gadget, il CAUT e comunque anche al Ministero, che insomma per noi è importante essere al Ministero. Voglio solo aggiungere una cosa, complimentarvi con tutti perché veramente avete fatto tutti dei bei progetti. Una cosa che mi ha colpito e che accomuna tutti, la vostra sensibilità verso le persone disabili. In tutti i progetti abbiamo visto molta attenzione su questa cosa. Veramente molto bravi e vi dico che probabilmente quando io ero al vostro posto in quinta, parliamo già di preistoria comunque, probabilmente non sarei stato bravo come voi a sviluppare un progetto come avete fatto. Bravi, complimenti a tutti quanti, dal sesto al primo. Bravi. Bravissimi, allora buona continuazione al job. Arrivederci ragazzi.